Matteo Renzi, Pippo Civati, Matteo. Matteo Renzi è il nuovo segretario del Partito Democratico. Lo spoglio delle schede non ha riservato grandi sorprese. Alla fine le primarie hanno confermato i pronostici della vigilia, decretando la vittoria del sindaco di Firenze, che a livello nazionale ottiene circa il 68%, distaccando i suoi avversari. Cooper lo registra un 18%, mentre Civati si ferma al 14%. Trend che si ripropone anche nella Marca Trevigiana, dove oltre 27.200 persone si sono recate a votare. La provincia di Treviso si è dimostrata una delle più renziane in Veneto. Il neosegretario porta a casa quasi 70% delle preferenze davanti a Civati con il 16,5% e Cupero con il 13%. Renzi in comune di Treviso ottiene una percentuale leggermente inferiore con un 65,5% di preferenze. Renzi, perché mi sembra più dialettico, molto sprint. Renzi. Perché allora? Perché è un giovane che mi ha dato un po' più di fiducia, che vuole cambiare qualcosa. Renzi, giovane perché è deciso, è convinto e deciso. Renzi. Come mai Renzi? Io sono un elettore di centrodestra, spero che cambi qualcosa. Ma in provincia di Treviso c'era un altro appuntamento elettorale, altre primarie sempre del Partito Democratico. A Vittorio Veneto infatti si doveva decidere il candidato sindaco del partito alle prossime amministrative di maggio, a confrontarsi Roberto Tonon e Alessandro De Bastiani. Tonon, ma non conosco nessuno dei due perché è poco che abito a Vittorio Veneto, così ho visto un dibattito e mi sembrava il più preparato. Io voto per Tonon. E sulla scia del trionfo di Matteo Renzi, alla fine le primarie di Vittorio Veneto decretano la vittoria del renziano Roberto Tonon, che ottiene 663 preferenze contro le 571 del suo avversario De Bastiani. Per Tonon inizia ora una lunga campagna elettorale che parte da un punto fermo da realizzare in caso di vittoria a maggio. Prima di tutto credo sia necessario riaprire le porte e fare in modo che effettivamente il municipio torni ad essere la casa di tutti i vittoriesi.